Era il 19 dicembre del 1965, esattamente circa 50 anni fa, ed oggi ci si ritrova ancora insieme ai Bertas, nonostante siano passati ben 10 lustri, niente poco di meno che 50 anni. I Bertas hanno deciso di festeggiarli oggi qui al Comunale di Sassari, con un mega concerto che vedrà protagonisti diversi gruppi che andranno ad eseguire i più grandi successi di questo gruppo così longevo. Loro sono qua insieme a me. Io, per ragioni di appartenenza al gruppo, inizierei da Carlo, e a Carlo vorrei chiedere: Carlo, tu facevi parte di quel primissimo gruppo. Sono cambiate tante cose in 50 anni, soprattutto dal punto di vista tecnico, per come si faceva musica prima e per come si fa musica oggi. Ma le differenze sostanziali da allora ad oggi, al di là dell'età anagrafica, secondo te la musica è sempre la stessa? È sempre far musica? Lo si fa sempre con la stessa passione oppure è cambiato qualcosa? Sta cambiando qualcosa? No, secondo me si fa sempre con la stessa passione. Certo, abbiamo più aiuti tecnologici, però alla fine quando uno compone un pezzo la melodia è sempre quella che conta di più. C'è anche il ritmo, però ci vuole sempre la mano dell'uomo, il cervello dell'uomo. Poi il computer aiuta, quello sì, è soprattutto il computer che ha evoluto la musica. Però a livello compositivo, se io devo fare un mio pezzo, io lo faccio sempre con la chitarrina, per esempio, no? Per cui poi magari un altro lo può fare direttamente col computer, però anche perché non lo computer, ma sai anche perché? Perché io non lo so usare il computer musicalmente, uso il computer per lavoro e per andare in internet, però quando se mi viene in testa una melodia la faccio con uno strumentino, veramente, quindi per me non è... Quindi per te quell'evoluzione non c'è stata? No, però sul palco si sente. Puoi usare la calcolatrice, cazzo. Senti, che ricordo hai di quel 19 dicembre? Tu che sei l'unico fra loro che può dare una testimonianza diretta di questo. Te lo ricordi, sì? Sì, lo ricordo, era nel sottopiano del Gonzales. Mi ricordo che Monducci era arrivato in ritardo perché stava giocando a pallone. Questo me lo ricordo. No, era una serata danzante. Era un ballo organizzato dai geometri, dall'Agit. Quello me lo sai tu, io non me lo ricordo da chi era organizzato. Te lo dico io, era un ballo per i geometri e fu il vostro debutto. Qualche anno dopo arriva Mario Chessa, tu in ordine di apparizione arrivi per secondo nel contesto di questo gruppo. Come ci sei arrivato, Bertas? È quasi per costrizione di Antonio Costa. Per incozzi, dice Carlo. Anche essendo cugino di Carlo e di Antonio. Però io suonavo la chitarra, invece Antonio mi disse no, vieni a suonare con noi. Ho detto, io la chitarra la suono così. No, devi suonare le tastiere. Ma tu eri bravissimo alle tastiere. No, non sapevo neanche quale fosse il do, eccetera. Però c'erano già dei contratti già firmati, dunque dovevamo per forza entro un mese uscire, e io in un mese ho imparato il repertorio, stando delle ore allo strumento, e tutto lavorando con la memoria visiva e muscolare, perché non conoscevo un accordo. Dopo questi concerti, dopo queste serate che abbiamo fatto, ho iniziato un po' a studiare un minimo la tastiera, sapere come era fatta, cos'erano le note, e in questo mi ha aiutato. Dunque mi ha costretto Antonio a suonare, mi ha insegnato quel poco che so. E la verve compositiva da cosa? No, la verve c'è sempre stata, è un dono di famiglia. E dunque, inizialmente i brani non erano granché, poi maturando sia musicalmente che come persona, e dunque sono nati brani sempre più all'altezza, diciamo, maturi. Poi dai Savages siamo nell'anno? No, il tuo ingresso mi è piaciuto perché sembra di quelle trasmissioni La storia siamo noi. Esatto. In effetti un po' siete voi la storia. Se lo vogliamo, diciamocela tutta, siete la storia. Certo. No, preistoria no. Dai Savages io sono entrato nei Bertas nel 73, era la fine del 73. In realtà la mia prima serata avvenne nel dicembre del 73. Prima di me era entrato qualche mese prima Marco, anzi l'estate prima Marco.
Quindi dovevo andare prima da lui. Sì, secondo me sì, però ormai se da me va bene. Oramai sì, fai la fila Marco. Va bene. No, è stato. Eravamo tutti poco più che ventenni, a parte Marco, quindi stiamo parlando di un'epoca nella quale, quando si hanno 22-23 anni, no, sembra incredibile pensarci adesso in realtà. Però l'idea era quella di fare musica insieme, quindi i complessi, come si chiamavano in quel momento, nascevano, ce n'era uno dietro ogni angolo, quindi per noi era normale fare musica, cantare, quindi non avremmo mai pensato di poter veramente arrivare a parlare di queste cose dopo 50 anni. Questa è una grande sorpresa per noi, ma Probabilmente non lo è stata per il pubblico, visto e considerato l'evolvervi la vostra evoluzione musicale. Il pubblico forse se lo aspettava e si aspetta ancora qualcosa da voi. sì, ma sai qual è? Il pubblico dei Bertas in realtà chi sono? Non è un unico pubblico, perché noi 40 anni fa ci seguivano i nostri coetanei, poi nel 30 anni i nostri coetanei, ma anche quelli che avrebbero potuto essere nostri fratelli minori, e poi i nostri figli, cioè, in realtà abbiamo avuto tanti pubblici perché abbiamo seguito le ere storiche, le generazioni, e questo è indubbiamente un fatto di grande interesse secondo me. Marco invece veniva da Porto Torres. Mi ricordo questa storia del pullman, che qualcuno ti aveva aspettato per chiederti se avresti fatto parte, se ti interessava far parte o no di questo gruppo. Però avevo fatto la mia gavetta. Sì, ma se eri poco più che quindicenne, sedicenne. Non se lo ricorda nessuno, ma io Zecchino d'oro. nell'inverno del 74 ho fatto un carnevale con i Berta, in un periodo in cui i Bertas avevano interrotto la loro attività e per fare i Savage c'è stato un paio d'anni in cui i Berta non hanno fatto altro, e questi Berta con Bruno Sini, Gigi Pintus e Tonino Chessa avevano fatto un carnevale e io ne ho approfittato per fare un po' di rodaggio. Quanti anni avevi? 18, per cui ho maturato anche il repertorio, perché loro facevano il repertorio dei Bertas, per cui poi quando Mario mi ha aspettato alla fermata per dirmi guarda vieni con noi, e io sapevo già il repertorio, conoscevo già tutto, per cui è stato un passaggio. Quindi tu non hai fatto la fatica che ha fatto lui. Ne ho fatto altre però. Bene, allora io adesso chiedo un'ultima cosa, la vorrei chiedere ad Enzo. 50 anni sono arrivati, so che state lavorando per un nuovo CD che verrà fuori in primavera, la prossima primavera. Già da oggi ci darete un assaggino con 2 brani di questo CD. Il futuro come lo vedi per quanto vi riguarda? È una domanda Troppo difficile. No, il futuro lo vedo sempre in musica in realtà, perché poi noi, nel senso che, come dire, ci vuole più energia per smettere che per decidere di. Ci vuole più energia, sì, per smettere che decidere di continuare. Quindi noi continuiamo a fare musica perché ci piace farlo, e fin quando, come dire, avremo situazioni interessanti, musiche interessanti, cose nuove, lo continueremo a farlo, non ci sarà nessun problema, indipendentemente dall'età. Cioè l'età è una cosa che proprio noi non consideriamo affatto, non esiste per noi l'età. Bene, io vi faccio un grosso in bocca al lupo per stasera, a voi, ai gruppi che vi rappresenteranno in questo caso, poi vi aspettiamo per il gran finale. Quindi grazie di cuore e ci rivediamo fra 10 anni, cosa ne dite? Sì? Tranquilli? Ok. Tieniti libero nel dicembre del 2026, perché festeggeremo i 60 anni. Ci sarò, no, 2025. 2025, sì, certo. Siamo prossimi al 2016, quindi saremo prossimi al 2026, ma sarà ancora il 2025. Mi raccomando, chissà quali chitarre avranno inventato. No, sempre le solite, sempre quelle, no. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ragazzi, ho detto ragazzi, scusate se è poco.